Buonasera e benvenuti a questa giornata di chiusura della Festa Democratica di Mestre e benvenuto al nostro segretario Pierluigi Bersani. Allora, solo pochi minuti, poi lasceremo il campo a Giuliano Giubilei, che ringraziamo per la disponibilità di essere qui con noi. Pochi minuti per raccontare anche come è andata questa festa democratica di Mestre e innanzitutto per ringraziare i circoli, i segretari dei circoli che ogni anno si adoperano per la realizzazione di questa festa. Se permettete, io brevemente ve li presento. Sono Sara Petrelli, che è la segretaria del circolo di Piave Altobello, Nicola D'Alio, il segretario del circolo di Mestre Centro, Maurizio Minghetti, il segretario del circolo di Chirignago, il sottoscritto, che è il segretario del circolo della Castellana, che è la zona dove insiste questa festa. Ovviamente collaborano con noi i giovani democratici, qui c'è Marco Rizzetto, il segretario di Mestre, Michela Rossi, la portavoce delle donne, PD, e ovviamente i nostri segretari, Claudio Borghello, il segretario comunale, e Michele Mognato, il segretario provinciale. Sono stati questi 12 giorni intensi, faticosi per certi versi, complicati dal brutto tempo che ci ha colpito almeno per metà di questa festa democratica. Però questo non ci ha impedito comunque di andare avanti con le nostre attività, di tenere aperti i nostri ristoranti, di tenere le nostre iniziative culturali e soprattutto non ci ha impedito di parlare del nostro paese, l'Italia. Lo abbiamo fatto con gli ospiti che si sono alternati nei nostri dibattiti. Abbiamo parlato del paese che non vogliamo più il paese degli ultimi 10 anni, del populismo, non vogliamo più il paese delle menzogne e delle promesse non mantenute. Vogliamo un altro paese e questo è quello che ci siamo detti in questi 12 giorni. E siamo convinti che l'Italia, come dice il nostro segretario, l'Italia ce la farà. L'Italia ce la farà, uscirà da questa crisi e ce la farà ancora di più quando il prossimo anno, fatte le elezioni, ci sarà un governo. Capo Pierluigi Bersani. Ma sono stati anche 12 giorni di festa durante i quali noi abbiamo mostrato il volto del Partito Democratico, che è il volto di questi volontari che per 12 giorni hanno lavorato incessantemente per la riuscita di questa festa e che oggi sono qui per accogliere il nostro segretario. E a tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento, uomini e donne che sono l'emblema di questo partito, un partito popolare, che non ha padroni, come ha detto Pierluigi nella chiusura della festa di Reggio Emilia. Concludo dicendo un'ultima cosa. La nostra festa, tutte le feste democratiche, sono anche e soprattutto una scuola di impegno politico, che noi suggeriamo a tutti i nostri giovani, ma anche magari ad alcuni dei nostri dirigenti di frequentare, perché qui si imparano cose che da altre parti non si imparano, e sono lo spirito di servizio e la dimensione del sacrificio, e i nostri volontari lo sanno bene.